Benvenuti a Edicola Friuli, l'appuntamento che ogni settimana Telefriuli dedica alle edicole del nostro territorio, della nostra regione e in particolare all'approfondimento delle inchieste pubblicate sul numero in edicola del settimanale Il Friuli. Oggi, come vedete, ci troviamo nel cuore della città, in piazza 20 settembre, dove da 44 anni il signor Pietro Gasparini gestisce l'edicola. E allora andiamo da lui a sentire che cosa ci racconta. Eccoci, signor Piero Gasparini, lei gestisce l'edicola da 44 anni, sono tanti anni, si è spostata di luogo nel frattempo e diciamo è un osservatorio speciale il suo nel cuore della città. Sì, io sono qua da 44 anni, dall'ottobre 73. Però l'edicola, mi diceva, ha una storia un po' più antica. Questa edicola ha 80 anni, 81 mi sembra per l'esattezza, e niente. L'ha ereditata da qualcuno? L'ha rilevata lei? Dunque l'ho presa in affitto nel 73 e dopo qualche anno l'ho comprata, ecco, diciamo. L'impegno quella volta era abbastanza, insomma, duro, diciamo, duretto, no? Però insomma siamo qua, quindi insomma è stato un investimento positivo. Fare l'edicolante in piazza 20 settembre, che è una delle piazze che forse ha subito più trasformazioni negli ultimi anni in città, perché da parcheggio è diventata adesso sede anche del mercato, quindi vive una seconda, forse terza vita. E anche l'edicola, immagino, il suo ruolo. Sì, io sono stato spostato da là a qui, in questo posto qua mi trovo bene, diciamo. Una volta si lavorava con le parcheggio, diciamo, no? Perché questo parcheggio qui dava lavoro a tutto il centro. Però erano altri anni, adesso coi nuovi centri commerciali, diciamo, no? Quella roba là si è più, quindi è cambiata la roba, ecco, no? Non è più quel giro che era una volta, è molto cambiato. Però lei rimane comunque un punto di riferimento di una clientela che, anche se non siamo in paese, ma siamo in pieno centro, è comunque fidelizzata. Sì. Ho una clientela fissa e più anche sono le giornate quando è il mercato, ad esempio il martedì, giovedì, sabato che c'è più, no? Ci sono più baracche e c'è molto giro quei giorni lì e meno male, insomma, no? Gli altri giorni come oggi sono un po' meno, quindi... Lei è aperto il pomeriggio? Sì, io apro fino alle 7:30 e di sera. I pomeriggi sono duri perché non circola gente, piazza vuota. Senta, la sua clientela è una clientela affezionata, quindi immagino che lei sia anche un po' un dispensatore di consigli di lettura anche. Questo sì, certo. Ormai io li conosco tutti, quasi tutti questi clienti che vengono qua e so già cosa dare, anche se è una rivista nuova so cosa legge quel cliente, cosa legge quell'altro e subito do quello, sì. Quindi insomma, assolutamente, infatti il ruolo dell'edicolante, sì, osservatore di una realtà che cambia, che negli anni, insomma 44 anni non sono pochi, si è profondamente trasformata, però è anche un conoscitore del proprio pubblico. Dei gusti, no? della gente, degli clienti, no? Che vuol dire molto, insomma. Questa settimana il settimanale Il Friuli si occupa di rifiuti. Dove vanno a finire i nostri rifiuti? In molti paesi della nostra regione, praticamente nella totalità, da qualche anno è operativa la raccolta differenziata. Vediamo che cosa ne pensano i nostri corregionali. Da dove viene? Da San Vito Tagliamento. E anche voi quindi raccolta differenziata porta a porta? Differenziata porta a porta con anche poi il centro di raccolta comunale. Io ho la fortuna di avere spazi per i bidoni perché altrimenti sarebbe molto difficoltosa. Ho anche il compost nel giardino, quindi non ho problemi. Io sono molto sensibile a questo argomento, quindi mi raccolgo le immondizie che trovo per la strada perché le buttano dal finestrino e non sopporto di vedere immondizie buttate così, quindi io addirittura le raccolgo e poi le butto via
in maniera differenziata. Io sono nato in Svizzera, per cui ho un senso civico un pochino evoluto, quindi l'ho diciamo sempre fatta da quando c'è la possibilità di farla, tra l'altro, perché purtroppo non c'era questa organizzazione qui in Italia, però insomma credo sia una cosa indispensabile per poter gestire la cosa. Per quanto riguarda le tariffe, che cosa ne pensa? Si potrebbero abbassare alla luce del fatto che c'è questo porta a porta e questa raccolta spinta, oppure sono giuste e calamirate? Allora, penso che non siano proprio correttissime, nel senso che una persona che è un single, vive da solo, per quanto abbia magari una casa grande, non possa essere costretto a pagare in funzione alla metratura della casa, ma bensì al servizio che utilizza. Questo dovrebbe essere qualcosa che facevo anche nella mia regione. E non sapevo che qua fosse l'80%, perciò mi fa solo che piacere, non c'è nessuna fatica nel farla, assolutamente. Di dove sei? Abruzzo. Nel numero in edicola questa settimana del Friuli parliamo anche di vaccini, ovviamente sull'ondata emotiva di quanto accaduto in Friuli e nel vicino Veneto, e anche in vista dell'obbligatorietà dei vaccini predisposta dalla regione. Lei ha un bambino, una bambina di quanti mesi? 4 mesi. Ed è stata vaccinata oggi? Sì, esatto. Quindi direi che lei, insomma, oltre a essere favorevole ai vaccini, è anche ottemperante agli obblighi. Decisamente sì, favorevole sicuramente ai vaccini. Cosa ne pensa di questo scandalo? Fatto paura, per fortuna non è capitato al distretto di Udine, quindi la figlia più grande era tranquilla, però insomma penso che per i genitori che ne sono stati toccati sia stata abbastanza critica, perché se uno fa una scelta di vaccinare il proprio figlio vuol dire che l'ha già ponderata. Qualcun altro che scelga per lui è allucinante. Io rimango favorevole alla vaccinazione, tra l'altro sono una delle mamme che sono state coinvolte nel caso vaccini, per cui se sono rimasta coinvolta vuol dire che già a monte avevo questa considerazione positiva della vaccinazione. Ritengo che sia comunque una cosa giusta, forse il caso che è successo dovrebbe far riflettere sull'opportunità di cambiare la prassi o il protocollo vaccinale. Non c'è mai un male che non sia anche un bene, quindi sarebbe il caso di approfittare di questo caso per rivalutare un po', se possibile, il protocollo e le prassi vaccinali, ma che sia il vaccino il male assoluto, assolutamente no. Quindi io continuo a essere favorevole. E l'obbligatorietà del vaccino che è stata reintrodotta Non mi trova d'accordo, perché comunque è una questione di salute. È vero che la salute è un bene costituzionalmente garantito, però è anche vero che deve rimanere, come io ritengo personalmente, tutto l'ambito della salute a determinazione del libero arbitrio di ogni individuo, che poi si assumerà le conseguenze e le responsabilità di questa decisione. Però l'obbligatorietà francamente è una forzatura che non mi trova in questo momento d'accordo. Io ho sempre preferito fare tutte le vaccinazioni, sia quelle obbligatorie che alcune anche facoltative, comunque consigliate sempre dal pediatra. E certo che le mamme che si trovano adesso a dover affrontare controlli o sono in tensione perché risulta che i loro bimbi forse non sono stati vaccinati, immagino non sia molto piacevole, ecco. Una sua opinione sull'obbligatorietà dei vaccini invece? Ma io sono d'accordo, nel senso che comunque se si può salvaguardare il bambino da determinate malattie che possono magari essere o risultare pericolose, perché no? Io ho vaccinato mio figlio e quindi sono favorevole ai vaccini. Purtroppo anche, o per fortuna, con questi nuovi utenti che sono anche stranieri è giusto un attimino rivedere un po' le politiche di prevenzione. Lo scandalo vaccini secondo me è meglio vederci un po' chiaro, e se c'è un obbligo da parte di un legislatore, io credo che il legislatore abbia fatto già le sue scelte un po' a monte. Ben venga non l'obbligo, il controllo da parte dello Stato sull'obbligatorietà. Movida a Lignano in occasione di Pentecoste e Ascensione è un po' accesa, diciamo. Molti ragazzi d'Austria e Germania arrivano e spesso e volentieri, insomma, Lignano è stata messa, tra virgolette, a ferro e fuoco. Quest'anno si ricorre a contromisure, più forze dell'ordine e più controlli. Che cosa ne pensi? E la civiltà è una grande cosa, nasce dal cuore e le persone devono sapere che c'è un ordine nelle cose. Logicamente, se si pensa di poter
andare a fare danni, a distruggere le cose, non c'è civiltà e non c'è neanche educazione. E presumo che ci si possa divertire anche senza distruggere, lasciare bottiglie in giro dappertutto, perché si era verificata una cosa anche simile in occasione di una partita qua a Udine che avevano lasciato il disastro. Cioè, questo non è un esempio di comportamento da tenere assolutamente. Può essere che il fatto di essere lontani da casa si sentano autorizzati a fare un po' quello che vogliono, insomma, e sono pienamente d'accordo con le misure prese dal comune. Tu ci vai a Lignano? Sì. Quindi sei una frequentatrice della Movida? Abbastanza. Però Movida sana. Sì, sì, sì. Ci sono anche altri giovani che hanno bisogno di divertimento, cioè, diciamo senza andare... Senza eccedere, tu dici? Sì. Così non va bene, se distrugge le cose meglio non deve venire, il mio pensiero. Se c'è qualcosa per divertire, per fare le cose movide come la sera, sì, ben vengano. Però il problema per distruggere il peccato, perché tutti lavorano, pagano le tasse per aggiustare quelle robe lì. Lei è straniero? Sì, straniero. Di dove? Sono di Albania.